Adesso al momento è arrivato un ospite d'eccezione. Mi hanno detto che è passato da queste parti il nostro sindaco. Mi hanno detto, dovrei essere io. Ah sì. Buonasera signori. Buonasera, venga avanti, venga. Buonasera. Che ci racconta, sindaco? Mi hanno detto che qua ci sono state delle lamentele sulle nostre meravigliose rive, eccolo. Non so davvero cosa c'è di male. C'è il traffico, no? Il traffico. Allora, basta con questo problema del traffico. I triestini neanche non sanno cosa è il traffico. Che vadano lì a Milano, che provino cosa è il traffico. Perché insomma per fare da Barcole a tutte le rive 15 minuti e 45 secondi di orologio, insomma mi sembrano un pochettino giusti, cioè cosa rompono questi? Secondo me è la sinistra che fa, che carica dietro le quinte. Io so già che sono loro, questi non so della minoranza, quelli altri di là. Rosato Giacarotti. Eccolo, là volevo arrivare, Magno Angeli Diavoli, sapevo io che era lui dietro le quinte, sapevo. Comunque le posso assicurare che io da ex commerciante, col passato che ho io da commerciante del settore, e per piacere evitiamo questi attacchi. E comunque se le signore qua che dico che ho i petti del pollo al 7980 al Porto San Rocco, venì a vedere la qualità, la vera qualità di certi prodotti, e anche in via Combi vi invito così, giusto da niente, vi dico passate in via Combi, lei sta facendo pubblicità, No è vero, evitiamo. Non è politica seria. No è vero, questo sono consigli di un cittadino che gira i supermercati della città e vede quello che costa poco e quello che costa tanto, perché insomma non mi sembra, ecco, questa è una signora, ecco, vecchia, lei per esempio, aspetti che non mi arriva il cavo, aspetti un momento, lei signora, quanti anni ne avrà? 40. 70, eccolo, 70, io posso capire che a un certo punto una a 70 anni cosa vuole che le realizziamo, cosa si lamenta qualcosa lei, vuole un skate park, cosa vuole per gli anziani? Per piacere dico un campetto di basket, vuole giocare a 21, cosa vuole fare? Bicicletta. Ah, i pattini, bene, vedremo di realizzare qualcosa appunto per questi giovani che vogliono andare in pattini. Adesso una persona, vediamo se c'è qualche giovane qua, non ne vedo. Ah, quella signora, la vestita da rosso, quanti anni raga? Ah, 18, bene, 18. Per lei che è una signora di 18 anni potremo realizzare delle splendide infrastrutture per i pensionati, possiamo localizzare una figura all'interno del comune che giri tutti i campanelli della città e strucchi il citofono. Se risponde vuol dire che l'anziano è vivo, e se non risponde vuol dire che insomma è sopraggiunta all'ora, eccolo, va bene? Vi ringrazio per questa partecipazione meravigliosa. No, noi ne vogliamo ancora qua con noi, sindaco. Non ne conti una fiamma, la fiamma dell'orso, via. Quella che ne conta tutti i cittadini per farlo votare. Allora, c'era una volta l'orso cattivo che aveva la forza e il martello. Ah no, allora. Mi hanno detto, qualcuno mi critica per il mio titolo di studio terza media con difficoltà. Non vuol dire che uno che ha la terza media non possa fare il sindaco bene. E qua avete l'esempio, la meravigliosa città, le meravigliose rive, quei lampioni, ma scusi, ha visto che Lampioni mi sembrava di essere in quei paesi dell'est, là con quei fili, con quella roba, ha visto quei lampioni che ho messo, adesso siamo in un paese civile, prima eravamo roba del terzo mondo, io non so. Anche quelle luci blu, se sai bene. Quelle tipo aeroporto di Ronchi di Legionari, quelle dove io modestamente sono presidente, eccolo, e qua mi sento un pochettino investito della crisi all'Italia, purtroppo. Se, ve lo dico sinceramente, se lavoravano nella mia bottega avrei già smaltito questi dipendenti che non hanno voglia di fare niente. Comunque vi ricordo che quelle lucite là li ha messe il mio predecessore, quello che rostiva caffè, come si chiama? Eccolo, quello con i denti da cuniccio, esatto. Quello là ha fatto quello sempio là davanti che io ogni giorno che mi affaccio, meno male mi giro a guardo mica se che è meglio.
io guardare che quell'aeroporto va bene, quasi quasi lascerei. Ringrazio gli sposi che mi hanno dato la possibilità di venire qua, anche se io avevo impegni col consiglio comunale, questo Paris Lippi che lasciamo perdere, eccolo, e quindi ritorno il microfono ai proprietari e ringrazio siamo noi che ringraziamo lei. Prego, questa multa vada così, eccolo. Mi raccomando, e non fate pipì in giro per i cantoni, perché vi metto una multa che ve la ricordate, e non buttate cartacee per terra. E se lasciate la macchina in seconda fila, chiamo subito un operatore del traffico che la rimuova. Eccolo, arrivederci. Eccolo, grazie. Eccolo, sindaco. Grazie, sindaco.